Avevano già tentato di aiutarli attraverso un programma di inserimento dei servizi sociali per legarli a comportamenti sani e allontanarli da quel gruppo nato su Instagram, Blood Gang, la banda del sangue. Almeno 2 della gang dei 6 baby bulli arrestati ieri erano già all'attenzione dell'amministrazione della polizia locale. Immigrati di seconda generazione, studenti tra 16 e 17 anni, residenti a Vittorio Veneto e comuni limitrofi, da tempo imperversavano nel centro cittadino, terrorizzando i coetanei con calci, pugni, estorcevano loro denaro, rubavano oggetti di valore, a chi una collanina d'oro, a chi pochi euro. Ma non si tratta di quantità, una decina gli episodi accertati dall'Arma, bensì di un modus operandi volto a creare terrore e dominare porzioni di territorio che consideravano di loro proprietà. Abbiamo cercato di gestirla con i nostri servizi sociali, con la nostra polizia locale, però era una situazione così difficile che effettivamente non si poteva gestire con le nostre sole forze. Ne parla in termini di sconfitta della società il sindaco, nonostante plauda al successo in termini di rispetto della giustizia, visto che la banda era tra le principali criticità del territorio e il gruppo social era una bandiera per loro dove si fotografavano vantandosi dei loro atti illeciti. A non poterne più della situazione anche i negozianti che più volte avevano segnalato l'insostenibilità della situazione, subivano minacce quotidiane, sputi, calci alle vetrine e la beffa di risposte volgari e sfrontate di chi, perché minorenne, crede di poter restare impunito. Anche gli anziani, che passavano sotto la loro, per così dire, giurisdizione territoriale, erano presi di mira. Quasi appoggiarsi sulla schiena con una presenza fisica incombente o con epiteti o con, sì, capito, Sì. fastidio così che poi uno di là non ci passa neanche più, no? Quando le succede una cosa del genere. Ma la risposta è arrivata e ora dovranno scontare i domiciliari.